Assessore Tonizzo, tutto pronto per quanto riguarda questa bellissima manifestazione? Le novità per i nostri telespettatori quali sono? Ma quest'anno diciamo i Santi sono all'insegna, appunto, come dicevi tu, delle novità. Abbiamo una particolarità che si vuole ricollegare e ricondurre alla storia che stiamo portando avanti ormai da 4 anni, la vera storia friulana di Giulietta Romeo, e quindi in piazza troveremo un piccolo angolo medievale organizzato dal neo nato gruppo storico La Corte di Giulietta, e quindi potremo assaporare alcuni piatti tipici dell'epoca, oltre che una serie di rievocazioni storiche e anche dei giochi per bambini, appunto, medievali. Poi, sempre ricollegandoci a questo periodo storico, abbiamo la presenza quest'anno, della domenica pomeriggio, dei falconieri, quindi un gruppo di falchi e di gufi, scusate, verranno posizionati qui in piazza appunto per essere ammirati nella loro bellezza, nella loro imponenza. Oltre poi a tutte le solite manifestazioni che ormai da anni riproponiamo, quindi le mostre mercato dell'usato, delle moto ed auto d'epoca, oltre che il mercatino dell'antiquariato. Quest'anno un'altra novità è la via in Viola, una via dedicata completamente alla lavanda di Venzone. Senta, grandi novità abbiamo sottolineato, soprattutto una 4 giorni tutta da vivere, no? Notte bianca, manifestazioni. Notte bianca addirittura ce n'è 2 quest'anno. Avete raddoppiato? Abbiamo raddoppiato, esatto, abbiamo raddoppiato per dare la possibilità ai rivignanesi e non solo, soprattutto ai nostri ospiti, di vivere qui in mezzo a questa festa bellissima che si crea in questi giorni fino a notte fonda, quindi musica fino alle 2 di mattina. Signor Sindaco, abbiamo sentito l'assessore Tonizzo, abbiamo sentito anche l'altra volta che ci sono importanti novità, un 2013 particolare per quanto riguarda questa edizione della Fiera dei Santi. Sì, oggi iniziano le manifestazioni con questa giornata del donatore di sangue, ma il cuore della fiera si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre, quando tutte le vie del centro del paese saranno chiuse e si riempiranno di manifestazioni, di bancarelle, di tantissime attrazioni in grado di soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età, dai bambini agli anziani, e quindi si entrerà appunto nel cuore della fiera. Quest'anno ci sono diverse novità, oltre a delle conferme. Si conferma il 31 per esempio la sera delle sfilate delle migliori streghe e la discesa della strega infuocata con una battaglia di fuochi artificiali sul cielo del paese, sul cielo di Rivignano. E poi il 1 novembre si conferma la Fiera dei Saltimbanchi e la Notte Bianca, che quindi musica e spettacoli fino alle 4, notte che quest'anno raddoppia anche il 2 novembre. 2 novembre poi ci sarà il tradizionale Fiera Mercato, quello che da secoli si svolge il giorno dei morti a Rivignano, e sulla scia di questa tradizione di festeggiare il giorno dei morti, il 2 novembre si conferma anche per la terza edizione il famoso ormai dappertutto Festival Mondiale della Canzone Funebre. Il 3 novembre invece ci sarà una novità, ci sarà sia in piazza insieme a tante altre manifestazioni quali lo sport in piazza, ci sarà una esposizione di uccelli rapaci, quindi i bambini saranno, diciamo così, condotti a scoprire queste interessanti caratteristiche degli uccelli rapaci, e poi nell'auditorium invece ci sarà un convegno che coinvolge esponenti di 3 religioni diverse, quella cattolica, quella ebraica, ma anche quella per la prima volta vicino a quella ebraica, anche esponenti della religione musulmana. Lei cosa vuole aggiungere ancora in questa edizione 2013? Un invito, un qualcosa di particolare per i nostri telespettatori? Beh, senz'altro un invito alla popolazione dei nostri comuni, ma anche diciamo in senso più lato ai cittadini e alle persone di tutto il nostro Friuli veramente a visitare questa grande fiera, questa grande manifestazione che tradizionalmente Rivignano offre in questo periodo. Ma volevo ringraziare le associazioni, i volontari e tutti quelli che veramente si dedicano a fare grande la Fiera dei Santi di Rivignano. È solo grazie a loro che questa fiera è sempre più festosa, è sempre più ricca, e quindi grazie alle associazioni locali, grazie al mondo del volontariato, l'amministrazione senz'altro li supporta e senz'altro li guida nel portare avanti con grande onore questa magnifica fiera.
Festival della canzone funebre 2012, eccezionale veramente come sempre. No, io sono contento solo di una cosa. Noi abbiamo lavorato nel piccolo con un aiuto fondamentale di Enrico Tonazzi, senza il quale non avremmo potuto fare niente. Per i nostri telespettatori è quello dietro di te. C'è chi c'è dietro di me, Enrico Tonazzi? Sembra lui. Ma però, a parte gli scherzi, con una cosina piccola, Tiziana, senza guarda che bello. senza Mettiamo tante. lei, che è più bella. Scusa, sto parlando. Sì, chi se ne frega. Siete voi e io. Volevo fare un discorso serio. Senza tanti casini, senza tante storie abbiamo fatto una cosa bella. Sì. In pratica, Tonazzi, le cose belle nascono dal piccolo. Io sono piccolo, vedi. Anche Tiziana è piccola. Piccolissima. Però a parte, dico questo. Avete fatto le primarie voi? Ma io ho fatto anche le secondarie, ho fatto anche l'università. Io ho studiato molto e sto ancora studiando perché devo finire la scuola. Io credo che questo festival migliorerà di anno in anno. Si crede però. Perché è stato bellissimo, è stato peccato che c'erano i musicisti, se no sarebbe stato ancora più bello. Ecco, tutto questo. Per concludere, ti senti più Renzi o Stramaccioni? Ho capito. E chi sono questi due musicisti non li conosco, a dir la verità, però devo dire che soprattutto il secondo mi sembra un po' dissonante, fa musica dodicafonica, mi interessa molto. Grazie per l'ascolto, alla prossima.